Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Referendum, bassa l'affluenza in Sicilia, alle 23 di ieri sera era del 16,32%, 6 punti sotto la media nazionale, percentuali tutte ben lontane dal quorum richiesto, urne aperte sino alle 15 di oggi. Notte di risse in Sicilia, a Naro, nell'Agrigentino, duro scontro con un ferito grave tra due famiglie di romeni. A Palermo un uomo è stato accoltellato, tanta paura in piazza Vittoria per una lite violenta tra bande. Irrompe l'estate con punte di 40 gradi, in Sicilia boom di turisti dal mare all'Etna. Messina, l'omicidio di Angelo Pirri, trovato morto in un canalone nelle campagne di Giammoro. L'autopsia conferma il colpo di pistola alla nuca. Portano a Trapani le indagini sul rumeno che ha confessato l'omicidio di 2 escort. La guardia giurata ha vissuto in Sicilia per anni. La passione per il modellismo di un poliziotto in pensione nella sua casa museo alla Civita di Catania, in mostra oltre 7.000 modellini, alcuni davvero rari. Calcio, il Catania deve risolvere ancora il nodo del direttore sportivo. La mancata promozione della Ternana delinea il futuro di Cianci e Cicerelli. Bentrovati, le urne si sono riaperte questa mattina alle 7, si potrà votare sino alle 15 per esprimere il proprio parere sui quesiti referendari. Affluenza bassa in Sicilia, secondo i dati rilevati alle 23 di ieri sera, la partecipazione degli elettori si è attestata al 16,32% contro una media nazionale del 22%. Lontanissimo ancora il quorum nell'isola, Agrigento e la provincia con la percentuale più bassa di votanti, pari al 13,7%, Palermo invece ha la quota più alta, 18,7%. I dati definitivi dopo le 15 di oggi, quando le urne si chiuderanno e inizierà lo spoglio. Ancora notti di risse in Sicilia, c'è stato un maxi scontro tra due famiglie di romeni a Naro. A Palermo invece un uomo è stato accoltellato e nella piazza di Vittoria è stata una notte di paura per una lite violenta tra bande. Veronica Barbarino. Notti calde in Sicilia, non solo per le temperature meteo. Maxi rissa a Naro, nell'Agrigentino. Una ventina di romeni appartenenti a 2 diversi nuclei familiari con la presenza di donne, bambini e adolescenti si sono affrontati con coltelli e mazze. Molti di loro sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Grave un 21enne sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sempre nella notte, questa volta a Vittoria, nella centrale piazza del Popolo, a venire alle mani una decina di persone. Anche il sindaco Francesco Aiello, che abita nella zona, ha assistito alla scena e allertato le forze dell'ordine. I carabinieri al loro arrivo però hanno trovato la piazza vuota e avviato le indagini grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. Infine a Ballarò a Palermo un uomo di 30 anni è stato ricoverato all'ospedale policlinico per alcune coltellate alle gambe e al fianco durante una rissa. La vittima non ha detto nulla su quanto successo né i motivi che hanno scatenato la lite, che potrebbe essere scoppiata tra bande che controllano il traffico di stupefacenti nel mercato storico. Indaga la polizia. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 70enne rimasto per 4 ore nei locali del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Poi un inserviente avrebbe constatato il decesso, informando la famiglia, che ha deciso di presentare denuncia. La Procura ha già disposto l'autopsia. Circa un mese fa l'anziano era stato accompagnato al pronto soccorso per un controllo perché affetto da costipazione. Inizia l'estate con un picco di caldo africano, le temperature impennano all'improvviso e si cerca adesso di correre ai ripari, ma sentiamo Simona Mazzone. Si apre una settimana di caldo africano, parola degli esperti meteo che prevedono punte di 40 gradi a causa dell'anticiclone che porta temperature in forte aumento, ma anche tantissima sabbia del deserto che tingerà i nostri cieli. Il primo picco di questo giugno sahariano tocca l'inizio della settimana con la colonnina di mercurio che oscillerà, regalando qualche giorno più fresco in alternanza al caldo cocente percepito. Cosa si fa per i bambini stare sotto i 40 gradi? Fa piacere, si divertono, a fine settimana è giusto che abbiano tutto lo svago possibile di questo mondo. Anticipando i consigli degli esperti su cosa mangiare e bere, abbiamo chiesto a loro, esperti sul campo. Ma con questo caldo che cosa mi consiglia?
Un gesso limone e sale. Cosa prende? Ancora non lo sappiamo. Qualcosa di fresco o di caldo? Un tè caldo magari? No, tè caldo non può essere mai al mondo. Qualcosa di fresco, sì. E cosa c'è di meglio di un po' di sano movimento sulla scogliera sotto un sole cocente? Ma sì, un po' di movimento con questo caldo ci sta. Assolutamente sì, stiamo creando queste community di FitCamp perché vogliamo veramente impattare sulla community siciliana e portare sport, nutrizione e benessere. Un caldo inaspettato per chi viene da oltre lo stretto. Io sono delle Marche. Lo ha portato il costume, sì. Sì. Costume sì, ma anche pantaloncini e canotta, ma c'è qualcuno che uscendo di casa ha proprio sbagliato outfit. Tornasse indietro metterebbe qualcos'altro. Nemmeno i pantaloni. Un piccolo appunto da un cittadino amante dello sport e del basket in particolare, che in piazza Battiato ha trovato una sorpresa non proprio gradita. È un amatore del basket che però si sta allenando con dei tabelloni storti perché il comune li ha messi storti. Il caldo torrido non scoraggia i turisti, sono già tantissimi in Sicilia, vanno alla scoperta di nuovi luoghi. Il mare è sicuramente una delle mete preferite, ma anche l'Etna. Sentiamo Francesco Aloi. Direi che i 40 gradi sono vicini. Sì, sono vicini. Ormai siamo quasi in piena estate. Chi viene in Sicilia tra le tappe d'obbligo inserisce il mare e con queste temperature come farne a meno? Ma oltre al mare si visita l'isola per scoprirne la storia. Qui siamo a Ortigia, Siracusa, uno dei luoghi più gettonati. Siamo appena arrivati, adesso andiamo a vedere il Duomo, abbiamo visto il Tempio d'Apollo e facciamo un giro lungo il mare. La Sicilia com'è? Bellissima davvero. È una bella giornata, è sempre piacevole, poi questa piazza è molto bella comunque, Ortigia in generale, la Sicilia, il cibo. Ma la Sicilia è bella tutta, strutture ricettive piene o quasi in gran parte della regione. Dopo la spettacolare eruzione di domenica scorsa, l'Etna attrae sempre. No, dopo anche l'ultima eruzione era imperdibile, assolutamente. Siamo saliti fino a 3300 metri a vedere il cratere sommitale principale ed è stata veramente un'esperienza fantastica. Chi arriva in Sicilia però vuole visitare anche il centro di Catania, ma ci sono anche le meraviglie di Palermo, Agrigento o Taormina. L'estate per il termometro è già iniziata e come sempre ce lo ricordano le flotte di turisti che sfidando il caro voli vengono nella nostra terra. Sull'autostrada 19 Palermo-Catania, come previsto da ANAS, è stata una domenica di passione per molti automobilisti. A partire dalle 15 il traffico si è intensificato sino alle 18, dove si sono registrati complessivamente 3 km di coda con flussi di circolazione in aumento nella carreggiata che conduce a Palermo. Traffico particolarmente intenso nel territorio di Casteldaccia e in quello di Bagheria per via dei rientri dalle località balneari verso il capoluogo siciliano. L'ANAS ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli automobilisti e agevolare così anche gli spostamenti. L'autopsia sul corpo di Angelo Pirri, l'uomo trovato morto in un canalone nelle campagne di Giammoro nel Messinese, conferma che è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Gli inquirenti scavano nella vita della vittima per ricostruire il delitto. Francesco Triolo. È stata un'esecuzione quella di Angelo Pirri, l'uomo trovato morto in un terreno di via Nazionale tra Giammoro e Pace del Mela nel Messinese venerdì mattina. È l'esito dell'autopsia a portare gli inquirenti verso questa conclusione, facendo chiarezza. L'esame eseguito all'obitorio del Papardo ha confermato la prima impressione degli investigatori: colpo di pistola alla nuca esploso da distanza ravvicinata, e nei pressi del corpo è stato ritrovato anche un bossolo di pistola calibro 7,65 che dà ulteriore conferma. Sul volto del 42enne inoltre alcuni segni di tumefazione che lasciano pensare che sia stato picchiato prima di essere assassinato. I carabinieri che indagano sull'omicidio hanno effettuato altri rilievi e si attende anche l'esito della visione delle telecamere di videosorveglianza delle zone vicine. Ad una prima ricostruzione è possibile che l'uomo con piccoli precedenti, dopo un chiarimento non riuscito, sia stato ucciso. Per quale motivo è la domanda che si stanno facendo gli inquirenti.
Bianchi, considerato che non sembra un delitto rientrante nei cosiddetti casi di mafia. Pirri era un uomo solitario, viveva a Santa Lucia del Mela, dove passeggiava di tanto in tanto scambiando qualche parola, ma mai una in più. Ultimamente non si vedeva tanto che molti pensavano si fosse trasferito. Nelle ultime ore i magistrati, coordinati dal procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera, avrebbero ascoltato alcune persone ritenute vicine a Pirri per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. Portano anche in Sicilia le indagini su Romena, accusato di aver ucciso 2 prostitute in Toscana. Fino al 2022 infatti viveva a Trapani, dove sono rimasti anche alcuni suoi familiari. Sentiamo Laura Spanò. C'è un filo che lega la città di Trapani e la vicenda in cui è rimasto coinvolto Basile Frumuzzacche, 32 anni, l'uomo accusato di aver ucciso 2 prostitute in Toscana. Fino al 2022, infatti, la guardia giurata romena abitava con moglie e figli in questa città prima di trasferirsi a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Ora la procura di Prato vuole vederci chiaro e capire se ci si trovi davanti a un possibile serial killer ed ha allargato le indagini anche nel resto d'Italia, cominciando proprio dalla Sicilia e da Trapani, anche se su questo fronte ancora non arrivano conferme ufficiali né dalla procura né dal comando dei carabinieri. Gli inquirenti vogliono scoprire se Frumuzzacche, che ha confessato i 2 omicidi, possa aver assassinato altre donne anche in questa zona. L'eventuale lavoro degli investigatori riguarda omicidi irrisolti di prostituti o escort scomparse nel nulla in un periodo che va tra il 2018 e il 2022. Verifiche che la procura di Prato, diretta da Luca Tescaroli, sembra avere demandato ai carabinieri. Lo stesso Frumuzzacche, nel corso dell'udienza di convalida ieri, ha però sostenuto di non aver ucciso altre donne. Basile è giunto a Trapani a 14 anni con la madre Elisabetta e il fratello Nicolai. Ha vissuto tra Napola, Trapani e Paceco fino al 2022, quando poi si è trasferito in Toscana con la moglie Luisa, pure lei romena, e i 2 figli. A Trapani intanto la notizia dell'arresto di Basile ha sconvolto la comunità romena. I familiari del giovane, il fratello e la madre, che da anni hanno interrotto i rapporti, non credono alla sua colpevolezza. Trasformare l'aeroporto di Comiso in un polo logistico, diversi fondi stanziati per renderlo attrattivo alle compagnie aeree, e adesso c'è anche il progetto appunto di un'area cargo per rilanciarlo. Veronica Barbarino. Un progetto cargo per potenziare l'aeroporto di Comiso, ma anche per supportare l'economia agroalimentare del territorio ebleo. È la strategia di sviluppo del governo Schifani con Comune di Comiso e SAC per rendere l'infrastruttura un polo logistico e commerciale di rilevanza mondiale. Nel dettaglio si prevede la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma di circa 19.000 metri quadrati, un terminal e aree per la movimentazione merci. Secondo cronoprogramma, l'opera vedrà l'inizio lavori ad aprile 2027 e il completamento entro agosto 2030. Sarà il terminal cargo della Sicilia, per raggiungere quei mercati che ci chiedono le imprese da un lato, ma che ci chiedono anche i consumatori di tutto il mondo. È un progetto ambizioso e strategico. E lo dico anche in veste di vicepresidente nazionale di Confagricoltura. Parliamo con migliaia di imprese agricole, le più strutturate del paese, che ci chiedono sostanzialmente una cosa, quello di aprire le nostre produzioni a nuovi mercati. La posizione geografica dell'aeroporto comisano rappresenta quindi un vantaggio per puntare sui mercati emergenti. E per l'area civile, dopo diversi fondi stanziati, un'ulteriore spinta allo scalo ebleo arriva dalla cancellazione della tassa addizionale comunale sui biglietti aerei. Una mini manovra finanziaria approvata all'ARS per tutti gli aeroporti minori siciliani, tra cui Comiso. Sarà la strategia giusta per farlo decollare? Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. E adesso vi raccontiamo la passione per il modellismo di un poliziotto in pensione che ci ha aperto la sua casa museo alla Civita di Catania. Ha oltre 7.000 modellini e alcuni sono davvero molto rari. Tonino De Mano.
Nasce tutto perché facevo la scorta all'avvocato Agnelli e a Umberto Agnelli e quindi nel tempo libero mi posizionavo nei loro garage. Dalla Batmobile alla ZIL di Fidel Castro, dalla Rolls Royce di John Lennon alle auto presidenziali blindate di Kennedy, Obama e Putin, dal furgone Ghostbusters alle centinaia di utilitarie, 7.000 modelli in vetrina disposti per nazione, dove lo sguardo si perde e il tempo si ferma. Alla Civita, nel cuore di Catania, c'è Carmelo Lizio, poliziotto in pensione con 2 passioni, il nuoto e il modellismo. È una vera e propria casa museo la sua, con vetrine in ogni angolo, bagno compreso, che custodiscono modelli rari, come la Ferrari 365 berlinetta speciale, 3 posti avanti, sterzo al centro e tetto panoramico, progettata da Pininfarina. Un regalo speciale della famiglia Agnelli, come ricorda commosso Carmelo Lizio. È stato Umberto Agnelli che mi ha regalato un'auto che l'avvocato Agnelli teneva in modo particolare, una Ferrari con 3 posti. Vorrei ingrandire questo museo e quindi portarlo da 7.000 magari a 20.000, se avrò la forza anche economica per farlo. Dalla prima auto messa in vetrina, la Ford County Square 1960, alla Mercedes EQS, ultima arrivata alla Casa Museo, Beata Santa Vergine del Carmelo. E chissà che quest'angolo incantato non possa un giorno aprire le porte al pubblico, come auspica il consigliere di municipalità Buio. Qui lo sguardo si perde e il tempo si ferma. Credo che non ci sia neanche età. È appunto da far conoscere a quello che sia la città di Catania. E dopo aver apprezzato 7.000 modellini, sognare non costa nulla. Le terme di Acireale e Sciacca vanno verso un rilancio, scade infatti il prossimo 30 settembre, il termine ultimo per presentare proposte di partenariato pubblico e privato da cui partiranno progetti e lavori che daranno nuovamente luce al settore palesemente trascurato negli ultimi anni. Simona Mazzone. C'è tempo fino al 30 settembre per presentare proposte di partenariato pubblico e privato con l'obiettivo di rilanciare i complessi termali di Acireale nel Catanese e Sciacca nell'Agrigentino. Gli operatori economici interessati al rilancio dei poli hanno già manifestato un certo interesse, ma ancora tutto è top secret per quella che sarà un'operazione straordinaria per far ripartire il settore termale in Sicilia, che passerà dalla progettazione all'esecuzione dei lavori fino alla gestione delle 2 strutture. Oggi la Regione può disporre della totalità del patrimonio grazie al lavoro che si è fatto con il ripianamento debitorio della società, e quindi sul mercato oggi si può mettere per intero quello che è l'asset, e dall'altro lato il governo regionale ha potuto mettere in campo notevoli, ingenti risorse che sono per Acireale circa 40 milioni di euro di parte pubblica, per Sciacca quasi 50, ai quali si dovranno aggiungere le risorse di parte privata, altrettante risorse, che sarà la parte che poi dovrà concretamente gestire il bene una volta recuperato. Rilancio del settore termale per troppi anni trascurato, ma anche opportunità lavorative e attrazione dei flussi turistici. Le condizioni di volontà politica, di sostegno economico e di interesse del territorio ci sono tutte. Si aspetta che ci sia l'interesse del privato, che fino ad oggi lo ha manifestato in forma ufficiosa, e dovrà concretizzarlo a questo punto entro il 30 settembre. Possiamo fare qualche nome? No, ancora è prematuro, quindi eviteremo magari di fare speculazioni su questa cosa, si aspetta che arrivi ufficialmente. L'inclusione delle persone diversamente abili e col supporto degli animali è una opportunità per relazionarsi in maniera efficace verso i diversi tipi di disabilità. Con queste premesse a Scordie è stata creata la rete siciliana per gli interventi assistiti in collaborazione con l'Università di Messina. Orazio Longo. Un centinaio di persone di varia età e casistiche diverse che a gruppi omogenei hanno interagito con 2 cavalli e 4 cani. Tra le esperienze più toccanti quella di un anziano in carrozzella commosso mentre accarezzava un cavallo per la prima volta nella sua vita, con l'animale che, come se lo avesse capito, abbassava la testa verso la persona come a volersi fare conoscere a sua volta. Nella tenuta Ambelia dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia di Scordia, in provincia di Catania, è andata in scena una full immersion nel mondo degli interventi assistiti con gli animali. Questa iniziativa nasce col proposito di dimostrare che l'inclusione del diversamente abile con il supporto
di cane, cavallo, asino, coniglio e gatto può rappresentare una opportunità per relazionarsi in maniera efficace verso i diversi tipi di disabilità. L'Università di Messina è l'unica università italiana che ha realizzato al suo interno un centro di intervento assistito con gli animali, mentre 8 associazioni isolane hanno firmato il documento che sancisce la creazione e la partecipazione alla rete siciliana degli interventi assistiti con gli animali. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio, parleremo delle sorti e di quanto sta accadendo in casa Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania deve risolvere ancora il nodo del direttore sportivo. Nel frattempo la mancata promozione della Ternana delinea il futuro di Cianci e Cicerelli. Marco Carli. Il Pescara in B, gli uomini di Baldini riescono ad avere la meglio sulla Ternana ai rigori. Guardando al Catania, dal responso finale degli spareggi promozione, arriva la dimostrazione che quella definizione di finale anticipata, che si era usata prima della partita fra etnei e abruzzesi, tutto sommato calzava. I rossazzurri sono usciti, perdendo in modo banale a Catania, ma vincendo a Pescara contro la squadra che ha poi vinto i play-off. Questo conferma che l'organico, come è nelle intenzioni del club, va rafforzato ma non stravolto. La sconfitta beffarda della Ternana riporta in auge le posizioni di Cicerelli e Cianci. Il primo, dopo 19 gol e 10 assist in stagione, torna in rossazzurro. Scadenza contratto la prossima estate. Può agire nei due alle spalle della punta. Uno dei maggiori rimpianti della stagione per i tifosi potrebbe diventare utile per la prossima annata, magari pensando a un prolungamento perché le offerte probabilmente non mancheranno. Su Cianci, 13 gol e 6 assist, la Ternana può esercitare un'opzione. In caso contrario, tornerebbe a Catania un giocatore che lo scorso anno, preso a gennaio, ingranò a fine stagione regolare e segnò anche i 2 gol che illusero sul passaggio del turno con l'Avellino. È già mercato dunque e il Catania deve farsi trovare preparato. Sul fronte DS le valutazioni sono in corso, ha detto Grella, ma si parla sempre di più di un possibile addio di Faggiano. Pastore potrebbe restare nell'area sportiva? Si devono trovare almeno 6 o 7 rinforzi e sistemare i giocatori che rientrano dai prestiti e non sarebbero più utili per la prossima stagione. Un lavoro da fare alla svelta, il tempo delle scelte, come ha detto anche il vicepresidente rossazzurro, non è infinito. Tante occasioni, netto possesso palla, ma anche sfortuna il trofeo della Pool Scudetto di Serie D va al Livorno, che si impone sul Siracusa per 2-1. Adesso archiviata la Pool Scudetto per la squadra di Mister Turati, testa al mercato di Serie C. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.